Spesa energetica nel 2026 a carico delle aziende venete se il conflitto in Medio Oriente durerà dei mesi. La stima della CGIA di Mestre che chiede interventi a livello nazionale ed europeo. Il video dell'aggressione la sera del 12 dicembre 2024 a Francesco Favaretto in via Castelmenardo, ripreso da una telecamera privata, documento fondamentale per le difese per stabilire i fendenti mortali. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 67enne reo confesso dell'omicidio del fondatore di Telepordenone, oggi davanti al GIP per l'udienza di convalida. Uniche parole per il figlio 45enne disabile. La difesa chiede i domiciliari con braccialetto elettronico. Le parole strazianti di Adriana, nonna del 29enne di Villorba, morto nello schianto di ieri sera a Macerata. Il giovane ingegnere professore centrato da un'auto che ha invaso la sua corsia viveva con lei. Un'azienda ottica di Casalserugo presa di mira dai ladri che hanno provocato danni ingenti all'attività prima di fuggire con il pesante bottino. I ladri ancora in azione nel Padovano, a Piazzola sul Brenta, razziata la casa dell'ex assessora Nicole Ranzato, rubati anche i salvadanai dei figli. Sesto centenario dell'apparizione della Madonna a Monteberico, il vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto ha rivolto la sua preghiera ai popoli afflitti dalla guerra. Mentre le Paralimpiadi entrano nel vivo, presentato a Cortina il progetto Turismo Sociale e Inclusivo che coinvolge le ULSS della regione e che vedrà Antenna 3 protagonista di 5 appuntamenti in diretta dal lunedì alle 13:30. Il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, confermato alla guida della Kermesse fino al 2028. Tra le tante sfide c'è anche l'intelligenza artificiale. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e dunque partiamo dal focus della CGIA di Mestre sul rischio di consistente aumento della spesa energetica per il 2026 a carico delle aziende venete se il conflitto in Medio Oriente durerà dei mesi. La CGIA che chiede interventi a livello nazionale ed europeo, con la Lega che parla di speculazioni e il PD che incalza il governo. Le materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova, il vetro di Murano sono alcuni dei distretti produttivi che risentirebbero maggiormente del caro energia, secondo il focus della CGIA di Mestre sulle ricadute economiche del conflitto in Medio Oriente. L'attacco di Stati Uniti e Israele rischia di costare alle imprese venete un aumento dei costi per il 2026 di 1 miliardo e 100 milioni di euro. Se il conflitto dovesse protrarsi per mesi, il blocco dello stretto di Hormuz comporterebbe conseguenze devastanti, anche se proprio in queste ore dall'Iran arriva la notizia della riapertura del transito navale, fatti salvi i bastimenti statunitensi e israeliani. Ma quanto gli armatori si fideranno di questa disponibilità è difficile a dirsi. Il rischio è quello di ritrovarci con una nuova fiammata inflazionistica, capace di indebolire cittadini e imprese e rallentare la crescita del Veneto. Per questo sarà fondamentale intervenire rapidamente con misure europee e nazionali in grado di contenere il prezzo dell'energia e sostenere famiglie e aziende. Gli artigiani di Mestre invocano misure di calmierazione. Il Veneto sarebbe la terza regione italiana più colpita dal caro energia dopo Lombardia ed Emilia-Romagna. Un salasso per metallurgia, commercio, alimentare, settore alberghiero, trasporti e logistica e ancora chimica, tessile, cantieristica navale. Ricordiamoci quando è iniziato il conflitto in Ucraina, dove erano andati i prezzi del gas, e quello è quello che probabilmente ci aspetterà anche per quanto riguarda i prezzi del petrolio. Teniamo presente però una questione, che il petrolio che viene estratto oggi diventerà benzina o gasolio forse fra molti mesi, quindi quelli che sono gli aumenti di oggi probabilmente sono influenzati anche da speculazioni, e bene fa il governo ad aprire anche una finestra per controllarle. Coin cita l'azione di controllo intrapresa dalla Guardia di Finanza su input del governo, anche se per la CGIA lo scenario attuale resta distante dai picchi seguiti all'invasione russa dell'Ucraina. Ma il trend è preoccupante. Alla vigilia dell'attacco all'Iran il gas scambiava a 32 euro al megawatt ora e l'elettricità a 107 euro. Al 4 marzo i prezzi sono balzati rispettivamente a 55,2 e 165,7 euro, per poi flettere leggermente. Determinante sarà dunque la durata del conflitto. Il Dem, Andrea Martella, incalza l'esecutivo. Direi innanzitutto che il governo italiano deve decidere da che parte stare. Non dovrebbero esserci dubbi che debba stare dalla parte dell'Europa
e dalla parte della pace. E la seconda cosa è quella di lavorare per un'attività diplomatica che possa impedire l'escalation dei conflitti e in questo senso anche proteggere i nostri cittadini e la nostra economia. La CGIA propone interventi su più livelli, quello europeo col disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell'energia elettrica, a livello nazionale misure temporanee come bonus sociali, taglio dell'IVA, azzeramento degli oneri di sistema. Quindi nel medio periodo questi stessi oneri andrebbero ridotti strutturalmente spostando parte del carico sulla fiscalità generale e incentivare gruppi di acquisto per le piccole e medie imprese. La cronaca ci riporta all'omicidio di via Castelmenardo a Treviso del dicembre 2024. Il video della prima fase della brutale aggressione a Francesco Favaretto, da cui il branco non aveva nessuna intenzione di comprare l'hashish ma voleva rubarglielo. Vediamo. L'appuntamento in via Castelmenardo per vendere un pezzo di hashish a un gruppetto agganciato poco prima in via Zorzetto, la sera di quel tragico giovedì 12 dicembre 2024. Francesco Favaretto, appoggiato alla balaustra, zainetto in spalla e telefonino all'orecchio, non sa che quei ragazzi che si avvicinano con i cappucci di felpe e giubbotti alzati di lì a poco lo aggrediranno per rubargli la droga, massacrandolo al punto da mandarlo in coma e dopo 10 giorni di agonia morire in un letto della terapia intensiva del Cafoncello. Eccolo il video agli atti della Procura di Treviso in cui si vede la prima fase dell'aggressione al 22enne. Lo avvicinano tutti insieme, l'accordo era di vedersi lì, ragazzi e ragazze, alcuni di loro giovanissimi, appena quindicenni. Il clima sembra tranquillo, disteso. Il piano del branco non è però quello di comprare quel pezzo di fumo, ma di sottrarlo a Favaretto e improvvisamente si scatena il parapiglia. Il 22enne finisce per terra con il primo dei suoi aggressori, mentre gli altri lo colpiscono con calci e pugni, ma anche con un coltello e un coccio di vetro. Lui riesce ad alzarsi, è una maschera di sangue, l'amica con lui cerca di mettersi in mezzo, di difenderlo. Favaretto tenta di recuperare telefono e zaino, si rivolge a un ragazzo che fin lì è rimasto in disparte a guardare, cerca le sue cose, inveisce. A quel punto la seconda aggressione, stavolta da parte di un gruppetto di ragazze. La scena si sposta fuori dal raggio della telecamera, l'amica del 22enne entra ed esce dall'inquadratura disperata. Il ragazzo viene colpito nuovamente, anche con una bottiglia, e resta a terra in un lago di sangue. Un paio di minuti in tutto, poi solo il blu lampeggiante di ambulanza e volanti. 2 minuti che costano la vita a Favaretto e portano di fronte ai giudici 10 ragazzi accusati a vario titolo di concorso in omicidio e rapina. Video ritenuto fondamentale per attribuire le singole responsabilità. È un video il cui contenuto è molto rilevante ai fini della valutazione di quella che è stata la ferita mortale, perché in quel video si comprende che i primi colpi al costato, cioè all'emitorace sinistro inferti al povero Favaretto, a nostro giudizio e anche secondo le valutazioni del nostro medico legale, non sono state le ferite mortali. La ferita mortale sarebbe stata quella che nel video è la seconda, cioè in una fase successiva di oltre 2 minuti di distanza rispetto a quel primo colpo. Continuiamo con la cronaca giudiziaria perché si è svolta oggi in tribunale a Pordenone l'udienza di convalida del fermo per Loriano Bedin, il killer reo confesso di Mario Ruoso, patron di Telepordenone. La procura ha chiesto il carcere mentre la difesa punta ai domiciliari con braccialetto elettronico. Quello che vedete nelle immagini è Loriano Bedin, intercettato dalla nostra truppa all'uscita del Tribunale di Pordenone, dove si è svolta l'udienza preliminare per la convalida del fermo. La procura ha chiesto la misura massima, il carcere in custodia cautelare. L'avvocato Giorgio Mazzuccato, difensore di Bedin, ha invece richiesto i domiciliari con il braccialetto elettronico. Sarà il giudice a decidere nelle prossime ore. È provato, sofferente e in condizioni che potete chiaramente immaginare, come tutti quanti noi potremmo immaginare. Si è pentito di quello che ha fatto? È dispiaciuto, pentito, questo abbiamo parlato veramente di altro. Durante l'udienza Bedin ha risposto ad alcune domande mostrando particolare preoccupazione per il figlio 45enne disabile che vive attualmente con l'ex moglie. Per quanto riguarda l'omicidio invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. In aula è emersa anche la ricostruzione di TV12 dei fatti grazie alle testimonianze dei condomini. Ho potuto apprezzare il video del vostro canale, fate riferimento
riferimento a degli elementi, a delle circostanze, a delle situazioni che potrebbero fare molta luce sulla vicenda, fare più chiarezza. Erano circostanze che, vado a memoria, chiaramente col beneficio del dubbio, ma non mi pare di aver ascoltato e percepito nella conferenza stampa da parte della Procura della Repubblica. E voi capite bene che le circostanze che avete contribuito a far emergere non sono circostanze di poco momento, perché possono fare la differenza sotto tanti profili. Secondo quanto ricostruito, alle 7:22 Bedin è stato ripreso mentre entra nella palazzina con un tubo di ferro lungo circa 71 cm. L'aggressione è avvenuta nell'attico al 7° piano dopo una lite però molto accesa. I due poi sono usciti insieme dall'appartamento e mentre Ruoso stava per chiudere la porta, Bedin lo ha aggredito con la spranga lasciata sulle scale. Il patron di Tele Pordenone è caduto urtando il volto contro un tavolino in vetro e poi è stato colpito più volte alla testa, presumibilmente 4-5 volte. Alle 8 poi le telecamere lo riprendono mentre lascia l'edificio al telefono e senza spranga, che ha gettato poco prima dalla finestra nella corte interna. Successivamente Bedin ha tentato di disfarsi delle prove, prima l'arma nel canale Brentella, poi vestiti sporchi di sangue nel fiume Meduna a Prata di Pordenone. Sarà l'autopsia del medico legale Antonello Cirnelli a chiarire le cause del decesso, in programma per martedì 10 marzo. Attualmente Bedin si trova in carcere a Pordenone in attesa della decisione del giudice. E ora l'incidente nel quale ieri sera a Macerata ha perso la vita l'ingegnere 29enne Samuel Mazzon. L'intera comunità di Villorba, dove il giovane viveva con la nonna, si stringe alla famiglia. Era un ragazzo d'oro e stava realizzando il suo sogno di costruire un aereo, ci ha raccontato proprio la nonna. È il ragazzo migliore del mondo. Non doveva succedere perché Dio si prende sempre più buoni. Non doveva succedere. Era tutta la mia vita. Abitava con me. Abitava con la nonna a Villorba Samuel Mazzon, l'ingegnere 29enne morto nel terribile incidente di Macerata. Nella casa in vicolo Cansiglio è un via vai di amici e parenti che si stringono a nonna Adriana, manifestando affetto a tutta la famiglia, ai genitori, al fratello e alle 2 sorelle per la tragica scomparsa di un ragazzo che tutti definiscono d'oro. Colto, studioso, pieno di vita e di interessi, Samuel, dopo il diploma al Duca degli Abruzzi a Treviso, si era laureato a Udine in ingegneria gestionale. Collaborava con varie aziende ed insegnava informatica, matematica e quest'anno meccatronica al Barsanti di Castelfranco. La partita IVA si era messo anche come professionista, infatti sì, però siccome lui era molto bravo, cioè non è che perché viveva qua con me abbia mai pensato tanto mi mantiene la nonna, lui si è sempre mantenuto, lui ha sempre pensato per sé, per lui, per me, per tutti, è molto responsabile, era unico. Aveva tante passioni Samuel, la più grande quella del volo, e proprio ieri sera alla guida della sua 500 stava andando a Oderzo per frequentare una lezione di volo. Aveva anche realizzato un laboratorio nella Rimessa dove, da ingegnere qual era, voleva concretizzare il suo sogno. La sua passione del volo, tant'è che lui aveva cominciato a fabbricare un aereo. Là se l'è fatto per quello che la casa, per fabbricare un aereo. E allora era una cosa un po' che tutti pensiamo sia difficile, ma qualcuno gli diceva: tu hai un sogno, tu ci devi provare, non devi un giorno dire perché non ho provato a realizzare il mio sogno, non devi avere rimpianti, se va bene, se va male non importa, però tu ci hai provato. E lui era così. Lui era così. La pagina dei furti adesso, partiamo da quello subito da un'azienda ottica di Casal Serugo, la spaccata nella notte, c'è un bottino consistente e dei danni ingenti. Il carraio sfondato, vetri dappertutto, una vetrata completamente caduta verso l'interno, quindi sfondata, un buco dietro nel magazzino e
non abbiamo trovato tanti occhiali. Quando sono arrivate al lavoro hanno trovato la devastazione, la vetrina infranta, il magazzino razziato. Le dipendenti di Zada Lux in via dell'Artigianato a Casalserugo in poche ore hanno cercato di rimettere in sesto il negozio e riaprire ai clienti dopo la spaccata. Il colpo intorno alle 2:30 di notte. I ladri hanno usato un furgone come ariete, hanno abbattuto il cancello carraio, poi hanno tentato di forare il muro posteriore, ma non riuscendoci. Poi sono entrati dal magazzino e hanno fatto razzia. A terra, sull'erba, ancora i segni del loro passaggio e i calcinacci del muro sfondato. Prima di fuggire hanno infranto una vetrina e rubato decine di paia di occhiali esposti del punto vendita. E abbiamo pulito, abbiamo tolto i vetri con l'aiuto di tutti i ragazzi che lavorano qua e abbiamo aperto subito praticamente il negozio. I danni alla struttura sono ingenti, il bottino è in fase di quantificazione. I carabinieri del Norma di Piove di Sacco sono arrivati sul posto, ma i ladri erano già in fuga. Le indagini sono in corso, al vaglio anche le immagini delle telecamere dell'azienda della zona industriale di Casalserugo che potrebbero fornire particolari per incastrare la banda. Non ci spostiamo di molto, andiamo a Piazzola sul Brenta dove i ladri hanno razziato la casa dell'ex assessora Ranzato, rubati anche i salvadanai dei figli. Il trauma anche grande per i ragazzi che oltre a vedere la casa tutta su quadro hanno appunto notato la mancanza dei loro risparmi che avevano nei salvadanai, certamente lasciati nelle loro camerette. Vetri infranti, stanze a soqquadro, l'intimità violata di una famiglia. Nicola Ranzato, ex assessora di Piazzola sul Brenta durante l'amministrazione di Enrico Zin, racconta l'amarezza dei suoi figli quando hanno visto che i ladri avevano rubato anche i loro salvadanai con i risparmi e le paghette. Il furto intorno alle 19 di mercoledì sera nella sua abitazione nella frazione di Tremignon. Fortunatamente non eravamo in casa, ma non eravamo in casa per qualche minuto perché io appunto ho fatto una deviazione cambiando appunto l'idea di tornare proprio a quell'ora perché dovevo andare a prendere mia figlia che aveva terminato l'attività di allenamento di atletica a Curtarolo e da lì a poco insomma è suonato l'allarme sul nostro cellulare e purtroppo abbiamo appreso poi da mio padre che abita nella casa vicino che erano appunto entrati i ladri. Solo per una pura coincidenza Nicola Ranzato non si è trovata faccia a faccia con i ladri, una razzia durata 10 minuti con i malviventi che hanno rubato ricordi di una vita di grande valore affettivo. E a me dei gioielli appunto che rappresentavano dei ricordi perché uno era stato regalato, fatalità, il compimento del mio 40° anno di età e l'altro da mio marito, sempre insomma ricordi personali che ahimè non ci sono più. Purtroppo per la famiglia Ranzato non è la prima volta. Ad agosto il padre di Nicola era stato vittima di un furto dove gli avevano rubato i ricordi della moglie defunta. E mio padre purtroppo ha avuto la peggio perché lui era in casa in realtà perché stava passeggiando all'esterno della casa in giardino e anche lì in pochi minuti hanno fatto veramente un'irruzione pazzesca perché la casa era veramente ancora più sottosopra rispetto alla nostra. Cambiamo decisamente argomento adesso, andiamo al 6° centenario dell'apparizione della Madonna a Monteberico. Il vescovo Giuliano Brugnotto ha rivolto il suo messaggio di pace ai popoli afflitti dalla guerra. Convivenza pacifica, diritto, rapporti vissuti in armonia tra culture e religioni diverse. Un invito ad invocare la protezione di Maria che parte dal santuario di Monteberico in occasione dei 600 anni dall'apparizione della Madonna. Anniversario che cade in un periodo storico segnato da accesi conflitti internazionali in riferimento alle tensioni in Medio Oriente, per cui l'invito alla pace si fa urgente. Noi abbiamo delle comunità delle Suore Dorotee in Medio Oriente, ma ci sono anche altre comunità religiose. Hanno scelto di rimanere accanto alla gente e credo che anche questa scelta di vicinanza al popolo, alla gente, corrisponda proprio a un messaggio evangelico che è quello di un Dio che si fa vicino, si prende cura del suo popolo. Pace che arrivi attraverso il rinnovamento interiore, l'auspicio del priore di Monteberico. La pace si ottiene da un intimo rinnovato, trasformato
trasfigurato, allora si può parlare di pace. Una devozione radicata che da 6 secoli accompagna Vicenza e che risuonerà anche attraverso la nota Fa della campana donata dalla Fondazione Mioni e benedetta dal Vescovo e che continuerà ad esercitare la funzione di richiamo al senso di comunità, facendo vibrare le coscienze dei pellegrini. Il suono della campana deve, come dire, emozionare, deve ridestare quei sentimenti, quelle emozioni che altrimenti resterebbero lì sepolti dal proprio io, che spesso è esorbitante. Con l'apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici a Verona le competizioni sono entrate nel vivo. Oggi a Cortina si sono disputate le gare di curling, sci alpino, snowboard. A Casa Veneto vetrina speciale per il progetto Turismo Sociale e Inclusivo che coinvolge le 9 ULSS della regione. Ci siamo messi tutti in gioco, è stata una bellissima esperienza, impegnativa ma che ha pagato molto, che dà molto e continua a dare molto. Di fronte alle difficoltà le abbiamo viste come delle opportunità. Autonomia, accessibilità, inclusività sono le 3 parole chiave del progetto Turismo Sociale e Inclusivo nel Veneto, che dalla collaborazione operativa nel villaggio olimpico ora si trasferisce al salotto informativo di Casa Veneto per portare il suo modello in uno dei contesti sportivi più rilevanti a livello mondiale. È un progetto che nasce nel 2017 lungo la costa veneta e poi via via si è sviluppato nelle varie realtà del territorio veneto ed è arrivato appunto qui a Cortina durante il periodo olimpico e paraolimpico. È una tappa importante di questo progetto. 3 gli step dell'iniziativa volti a garantire autonomia lavorativa e abitativa dei ragazzi con disabilità, accessibilità ai luoghi di gara, oltre all'informazione che si articolerà in 5 incontri quotidiani che Antena 3 trasmetterà in diretta dalle 13.30 alle 14.30 dal 9 al 13 marzo. 24 fra ragazze e ragazzi con disabilità sono stati coinvolti nel progetto e la gioia e l'entusiasmo è nei loro volti. Ci sono delle persone che sono venute e non sono mai state lontane da casa, 15 giorni possono essere tanti e ci sono appunto dei momenti anche emotivamente toccanti, però sono stati tutti contenti, anche le famiglie che abbiamo sempre monitorato a distanza hanno creduto in noi, hanno creduto nelle capacità e delle abilità dei loro figli e sono rimaste molto soddisfatte tutte quelle con cui mi sono interfacciata. È stato proprio bello e anche commovente. Un entusiasmo che ha coinvolto la Regione del Veneto grazie a un progetto accolto e inserito nella programmazione del Ministero allo Sport. Un'opportunità per mettere a sistema proprio lo sport con la parte del sociale, perché nello sviluppo del progetto di vita lo sport sarà uno di quegli elementi che vanno ad integrare questo, ma soprattutto i ragazzi hanno stimolato la loro autonomia abitativa, quindi ringrazio davvero l'azienda sanitaria per aver fatto rete e sistema, permettendolo ai ragazzi, permettendo di essere inclusi in una comunità che si deve occupare ognuno nella propria parte per cercare di fare rete e sistema perché la persona si senta davvero inclusa. Ampliare la platea dei beneficiari e consolidare un modello di turismo inclusivo, l'obiettivo del progetto che in un certo senso disegna un futuro nuovo per le famiglie. Avere un'opportunità in più e anche un dopo di noi. Ecco, di sapere che c'è intorno una struttura, una comunità e dei servizi su cui ci si può fidare e affidare. Da Cortina alla Laguna, nostra intervista esclusiva al direttore della mostra del cinema di Venezia, Alberto Barbera, appena confermato alla guida della Kermesse fino al 2028. Sentiamo allora le sue parole. Appena confermato direttore artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, Alberto Barbera ha affidato alle reti del nostro gruppo le sue prime parole, confidando soddisfazione e gratitudine per il prolungamento dell'incarico. Il suo attuale mandato, conferitogli nel 2024 dal Consiglio di amministrazione della Biennale, sarebbe scaduto il prossimo settembre alla chiusura della 83esima edizione della mostra, in programma quest'anno dal 2 al 12 settembre prossimi a Lido. Il Consiglio di amministrazione della Biennale, su proposta del presidente Pietrangelo Buttafuoco, all'unanimità ha voluto accelerare i tempi giocando d'anticipo e confermando così Barbera alla guida delle edizioni del festival anche per il 2027-2028, una scelta lungimirante che premia il grandissimo lavoro di Alberto Barbera, personaggio stimato da tutto il cinema mondiale, persona di rara sensibilità, e la qualità del suo lavoro che ha riportato insieme a tutto il team della Biennale la Mostra di Venezia all'attenzione delle grandi produzioni americane, i divi di Hollywood e da tutti i più grandi assi del cinema, una conferma accolta con entusiasmo anche in città. Sono ovviamente molto contento di questo prolungamento del mio contratto e soprattutto molto grato
al Presidente Buttafuoco per il rinnovo della fiducia nei miei confronti e delle scelte operate in questi anni, che peraltro abbiamo largamente condiviso. Mi aspettano altre 3 edizioni della mostra, l'impegno a non perdere il terreno guadagnato in questi anni. Tanti gli obiettivi ancora da raggiungere. Abbiamo di fronte molte sfide, soprattutto quelle dell'intelligenza artificiale. L'impegno è quello di mantenere la posizione di privilegio che la mostra ha conquistato in questi anni, sapendo anticipare molte delle novità che caratterizzano questo straordinario universo che è il cinema. Era l'ultimo servizio per questa nostra edizione, grazie per averci seguito. Come sempre adesso le previsioni del tempo, a voi tutti una buona serata, arrivederci.